Vittoria sofferta del Palermo, che deve sudare le proverbiali 7 camicie per superare l'Ostico San Tommaso. Stiamo parlando di Serie D e grazie a questa vittoria di fila i rosanero rimangono in vetta, in condominio con il Biancavilla e il Città di Acireale. Bella la vittoria del Licata, che a Liotta vince di misura ai danni di una combattiva cittanovese. Il prossimo turno il Licata gioca ancora in casa, ma con il capolista Biancavilla, mentre il Palermo sarà ospite del Roccella. Ed ora parliamo del derby Agregas-Pro Favara. Infatti è l'Agregas di Corrado Mutola a transitare nel turno successivo di Coppa Italia. La Pro Favara non è riuscita a ribaltare la sconfitta dell'Esseneto patita per 3-0, ma esce fuori a testa alta dalla competizione imponendo un pari 1-1. Insperato è arrivato a fine gara con Camilleri. Primo tempo discreto giocato dalla compagine biancazzurra, che ad inizio gara manca clamorosamente un calcio di rigore con Giuseppe Sant'Angelo. Pro Favara sempre battagliero e reattivo, e al 40° sarà costretto a giocare in inferiorità numerica per l'espulsione di Toledo. Nel secondo tempo l'Acragas cerca qualche sortita in avanti e trova il vantaggio con il difensore Biancola. Sembra fatta, ma nei minuti finali Camilleri trova la rete del pari. Oggi non sono assolutamente contento perché vero è che abbiamo fallito un calcio di rigore, è vero che abbiamo ipotecato la partita col gol, però l'approccio della squadra assolutamente non mi è piaciuto. In settimana i ragazzi mi sentiranno perché se queste sono le partite dove si devono uscire gli attributi, l'atteggiamento è questo, con poca umiltà non andremo da nessuna parte, quindi dobbiamo immediatamente calarci nella realtà. Forse qualcuno pensa ancora ai festeggiamenti, agli annunci, agli acquisti, l'eccellenza è questa e oggi qualcuno ha fatto penso un bagno di umiltà e che ben venga questa partita dove abbiamo visto che quando abbiamo deciso di giocare era l'Acagas, però molto spesso arrivavamo in ritardo sul pallone, quindi l'approccio della gara non mi è assolutamente piaciuto. Ed ora scendiamo di categoria, parliamo del campionato di promozione, la Coppa Italia, Empedoclina molto combattiva e volitiva, esce dalla competizione perdendo di misura con l'Unità si sciacca per 2-1. Dopo il vantaggio saccense siglato da Priolo arriva il pari di Puccio, poi la compagine neroverde perde tardo per espulsione e sarà costretta a rivedere i propri piani tattici. L'Empedoclina si scuote, moltiplica i propri sforzi, ma subisce il raddoppio ad opera del bomber Galluso. Il Camarat di Renato Maggio supera invece il Casteltermini con il risultato di 4-2. Bella gara giocata dalla compagine camaratese, che passa in vantaggio con il gambiano Geoff e Brima. Gli ospiti cercano di scuotersi, ma il centrocampo rimane saldamente in mano al Camarat, che si è arricchito della presenza di Giulio Castaldo, ex Agregas, anche lui in rete in questo esordio. Per Casteltermine ha segnato una delle due reti il sempreverde Stefano Piazza.